Paola Toscano, oggi un importante momento per il club Soroptimist di Agrigento con la firma della Carta Etica dello Sport Femminile da parte del Comune di Ravanusa. Come nasce questa idea? Quali sono gli scopi che si prefigge? Quale sarà il lavoro che farete con il Comune? Allora, gli scopi che ci prefiggiamo sono sicuramente quelli del nostro club, il Soroptimist International, che promuove questa iniziativa, questo progetto nazionale Donne Sport, per garantire a tutte le donne la possibilità di partecipare fin dalla più tenera età agli sport di qualsiasi genere e tipo, non solo quelli che sono da sempre standardizzati per le donne, ma qualsiasi tipo di sport. Le donne possono farlo e le donne possono trascinare tutta la società verso un sistema di eguaglianza, verso un sistema che garantisca i diritti di tutti. Quindi partiamo dalle donne sicuramente per arrivare ai diritti di tutti. E questo è il nostro progetto. E il Comune di Ravanusa ha risposto positivamente. Come valutate anche la presentazione che ha fatto il Comune della sua attenzione verso lo sport come modello educativo e anche di crescita sociale? È una cosa molto bella questa, perché dimostra la grande sensibilità che ha dimostrato il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco di questa piccola città, 10.000 abitanti, però tutti impegnati nello sport, perché ci sono 3 scuole calcio maschili e femminili, ci sono le scuole di pallavolo, le scuole di pallacanestro, ci sono tante iniziative che riguardano lo sport e per un paese così piccolo è veramente una punta di diamante. E questo ci rende orgogliosi perché siamo siciliani, no? Questo ci rende veramente felici di essere partecipi in qualche maniera anche di questa stupefacente realtà.